Settima corsa di questo pomeriggio all'Ippodromo Arcoveggio, il premio Lancione, dotazione di 5.060 euro, riservata a cavalli di 4 anni a reclamare per euro 6.000. Corsa sul miglio, partenza con l'autostart, andiamo a leggere il campo dei partecipanti in attesa che la macchina accenda le luci per dare il via alle procedure per allinearsi. Con il numero 1 abbiamo Glauce degli Dei e Riccardo Pezzatini, con il numero 2 c'era Gina Spritz ma è ritirata, con il numero 3 c'è invece Giunone Pax e Maurizio Cheli, con il numero 4 Ginevra Mark, Daniele Cuglini, col 5 Geco Jump, Manuel Pistone, con il numero 6 Ginger Bar, Tommaso Gambino. La seconda fila è composta dal numero 7 con George Dei Greppi e Lorenzo Talpo Junior, con il numero 8 Grace Kelly Matley, Alberto Garruto, con il numero 9 Ginestra Cosimo Cangelosi. I due cavalli che partono sferrati agli anteriori sono Glauce degli Dei e Ginestra, e le quote invece appoggiano come cavalli favoriti il numero 4 Ginevra Marchi in questo momento a 2,40 e Glauce degli Dei più o meno la stessa quota che parte dal numero 1. Altro cavallo ancora considerato con quota inferiore a 10 Geco Jump con numero 5 Manuel Pistone. I cavalli si stanno allineando, sono ancora un po' in ritardo i cavalli del secondo nastro, mentre invece i primi si stanno allineando, anche se Glauce degli Dei sembra voler prendere una partenza un po' più lanciata agli altri, infatti rimane discosta dalle ali delle Autostart che sta per entrare nella retta delle tribune e c'è un cavallo che non ha preso allineamento, l'Autostart si stacca e dà il via alla corsa. Ginevra Marche davanti a tutti, di fianco a lei c'è Geco Jump e rimangono così le posizioni quando si arriva a entrare pienamente in curva, quindi ha preso la partenza migliore Ginevra Marche, numero 4, a destra rimane Geco Jump e poi si completa più o meno tutto il gruppo con i primi 200 metri che vengono passati in una frazione, se vogliamo, molto tranquilla, 15,3. Glauce degli Dei è rimasta in seconda posizione e adesso Daniele Cuglini ha il pallino in mano per poter decidere tempi e andature, modalità per interpretare questa settima corsa che lo vede davanti. 400 metri passati in 31, ancora di tutto comodo, 15,7 per la retta delle scuderie. Geco Jump invece si deve industriare a destra per costruirsi la corsa. Quindi nulla di particolare, prende la schiena di Geco Jump Giunone Pax con il numero 3, quindi è il secondo che si mette nella corsia di destra, 46,8 per i 600 metri, nulla da segnalare, nulla muta, nulla cambia, con sempre Ginevra Marche che comanda le operazioni. Si è messo anche a destra George Dei Greppi in terza posizione, dietro di lui Grace Kelly Matley, 1 e 2 per arrivare agli 800 metri, con il gruppo che è bello compatto e nessuno che muove per fare delle operazioni che possono andare a minare le certezze al momento acquisite. Stiamo per arrivare al chilometro, ci siamo arrivati in questo momento 1,17,8 e ora ovviamente mentre sbaglia Geco Jump Numero se la dà a 5, gambe Geco Daniele Cuglini, Jump, almeno ci prova, ma invece squalificato. subito a destra si ripresenta già un altro concorrente, Glauce degli Dei, mentre dal fondo del gruppo parte George Dei Greppi. Entriamo negli ultimi 400 metri, Daniele Cuglini sempre in controllo, a destra c'è Glauce degli Dei, in terza ruota ci prova George Dei Numero Greppi, 3, mentre Giunone invece Pax, dall'interno squalificato. ci prova Cosimo Cangelosi con Ginestra e si entra nella retta conclusiva. 14,5 per la curva, davanti a tutti c'è Ginevra Marche, prova a difendersi dall'arrivo da George Dei Greppi, ma sta arrivando anche Glauce degli Dei, dall'interno ci prova anche Ginestra, una retta entusiasmante, vince probabilmente Glauce degli Dei che riesce a tenere qualche cosa su George Dei Greppi al terzo posto, immagino Ginestra, ma ovviamente dobbiamo andare a vedere il tutto al rallentatore per andare a definire meglio quello che è successo in questa bellissima retta d'arrivo a ventaglio in 4. Ginevra Marche cala l'andatura, arriva fortissimo Glauce degli Dei, di fianco a lei arriva altrettanto forte George Dei Greppi, il palo arriva, è una foto comunque stretta e io direi che comunque probabilmente Glauce degli Dei è riuscita a risparmiare qualcosa di vantaggio rispetto a George Dei Greppi, mentre per il terzo posto direi che Ginestra si dovrebbe essere salvata da quella che era Ginevra Marche, era stata la leader fino a 150 metri dal palo. Per la quinta posizione vediamo che arriva il numero 6 di Ginger Bar, quindi direi che dovrebbe aver vinto Glauce degli Dei, Pezzatini sia come driver che come trainer della scuderia Werner per questa femmina di 4 anni da Varennes e Orleans OM.